I genitori Giovanni Costanza e Carmelina Forte oggi hanno donato al comune di Agrigento e alla città un defibrillatore installato nei pressi dell'ufficio postale di Fontanelle in memoria del figlio Carlo, morto in un tragico incidente automobilistico a Milano. Il luogo è molto frequentato da persone anche anziane e vicinissimo alla chiesa. All'installazione hanno partecipato, oltre che ai genitori, amici, parenti di Carlo. Per l'amministrazione erano presenti il sindaco Franco Miccichelli, gli assessori Giovanni Vaccaro, Marco Vullo, Roberta Lala e Gianni Tuttolomondo. Nei giorni precedenti la famiglia ha anche donato 3 Optiflow all'ospedale San Giovanni di Dio destinati al pronto soccorso e altri 2 al reparto di rianimazione. Abbiamo fatto questo gesto per ricordare ancora di più mio figlio Carlo, che purtroppo, unico figlio, l'abbiamo perso il 3 di marzo. E la città di Agrigento, dove io sono nata, è giusto che abbia un meritato ricordo, in modo tale che la cittadinanza, Agrigento, possa ricordarlo ancora di più, con tutti gli amici e gli affetti che lui ha lasciato, perché mio figlio era molto generoso, è morto e abbiamo donato i suoi organi e adesso quello che possiamo fare per gli altri cercheremo di farlo, perché è giusto ricordarlo proprio in questo modo. Carlo è stato amato da tutti e io sono convinta, lo sono sempre stata, che chi vive nel cuore di chi resta non muore mai e mio figlio è vivo. È presente perché un sacco di persone, tante persone lo hanno amato e continuano ad amarlo e la testimonianza è giornaliera. Grazie. Dove si trovava suo figlio, signora? Ci racconti un po' la storia? Mio figlio si è diplomato al liceo scientifico Leonardo, poi si è iscritto al Politecnico di Milano, ma lungo il suo percorso di studi ha deciso che non era quella la sua strada ed era invece avvicinarsi alla cucina. Amava cucinare, voleva diventare uno chef e ha fatto un'altra scelta che io inizialmente non avevo approvato, un po' così, però ho notato invece l'amore e la passione che aveva verso questo nuovo settore. Si è iscritto in una facoltà, laureandosi con 110 lode alla Cordon Bleu di Firenze e ha iniziato il suo percorso di chef già a Firenze nel ristorante Ora d'Aria e poi si era trasferito in Francia perché sperava di trovare anche lì una possibilità, ma le cose non sono andate e ha deciso di ritornare ed è andato a Milano. A Milano ha iniziato a lavorare, apprezzato da tutti ed è proprio lì che purtroppo con il suo motore che aveva comprato con tanta gioia è successo quello che è successo. Ora noi viviamo solo e esclusivamente finché il Signore ci dà la vita di ricordarlo in tutti i modi possibili. L'amore che ci dava giornalmente, tutti i momenti che poteva scappare dal suo lavoro, lasciava il lavoro e ci veniva a trovare. Il sorriso, soprattutto il sorriso. In qualsiasi posto lo trovate, mio figlio ha il sorriso in bocca ed aveva una parola buona per tutti. Che età aveva suo figlio? 25 anni purtroppo, 25 anni. È una ricorrenza triste naturalmente per la perdita della vita di un giovane ragazzo, giovanissimo, si affacciava al mondo del lavoro e quindi in maniera prematura ha finito di vivere. È un incidente stradale, ahimè. La cosa positiva è che i genitori hanno voluto donare questo defibrillatore alla città di Agrigento e io ho scelto il quartiere di Fontanelle perché è un quartiere demograficamente molto popolato, ci sono qua gli uffici, quindi penso che sia utile avere proprio un defibrillatore in questo quartiere. Dottore Vaccaro, ecco quanto è importante un defibrillatore, può sembrare una cosa diciamo modesta, però ha la sua importanza, da medico quale? L'importanza è fondamentale perché il defibrillatore con il suo utilizzo, speriamo mai di utilizzarlo in questo quartiere, può salvare una vita umana. In alcune patologie che causano arresto cardiaco, prima tra tutti la cardiopatia ischemica, si ha la morte per fibrillazione ventricolare. La fibrillazione ventricolare è un'aritmia
che può essere cardiovertita solo con la scarica elettrica, quindi solo attraverso l'utilizzo del defibrillatore. Tra l'altro questi defibrillatori di ultima generazione sono molto semplici perché hanno al loro interno una guida vocale che spiega come dobbiamo comportarci, quindi prima si deve valutare il paziente, capire se il paziente è cosciente o no. Se il paziente non è cosciente e non respira, allora subito noi metteremo le placche nel torace del paziente, il defibrillatore tramite un algoritmo automatico analizzerà il ritmo e ci dirà se dobbiamo scaricare o no pigiando un bottone. Mi offro volontario insieme all'associazione GISE di cui faccio parte per eseguire dei corsi alla popolazione e istruirli naturalmente all'utilizzo di questo importante presidio.